Una buona giornata, bentrovate e bentrovati, puntuali alle 12 come sempre. Inizia la nostra prima edizione mercoledì 7 maggio insieme fino alle 13:30 per raccontarvi ciò che succede nella nostra regione. La cronaca infatti a farla da padrona in tutto il territorio. Saremo a Vicenza, saremo a Bassano, saremo soprattutto a Treviso. Infatti ci sono delle novità sull'omicidio di Castelfranco, omicidio che sta tenendo ormai banco da giorni. Ci sono i due ragazzi, un 19enne e un 22enne di origine marocchina, nati qui ma di origine marocchina, che sono stati sentiti in mattinata negli interrogatori. Vediamo però, ripercorriamo quelle che sono le novità nel servizio di Lina Paronetto. Omicidio volontario in concorso. La Procura di Treviso ha deciso di contestare tutte le accuse a entrambi i giovani arrestati per la morte a Castelfranco del ventenne di Trebaseleghe Lorenzo Cristea e il ferimento di altri 3 amici che erano con lui alla discoteca Playa Beach Club di via Pagnana. Dopo il 19enne Badr Rouaji, studente di Montebelluna di origini marocchine, anche Taha Benani, 21enne richiedente asilo, dovrà rispondere di concorso in omicidio volontario aggravato, tentato omicidio, lesioni volontarie, rissa aggravata e porto d'armi, nella fattispecie un coltello. Per la procura ne sono stati usati 2 sabato sera, anche se ne è stato rinvenuto solamente uno. 3 i fendenti inferti a Cristea, addirittura 6, di cui uno potenzialmente mortale, ad Alessandro Bortolami, il 22enne di Zero Branco, rimasto per 2 giorni in pericolo di vita, che nelle scorse ore si è risvegliato, come ha scritto la mamma in un post sui social e come ci ha confermato dal citofono di casa il papà. Ho visto che era sveglio e basta, non ho parlato, non ho detto nulla. Siamo stati delicati, non gli abbiamo detto nulla, aggiunge il papà, neppure che l'amico Lorenzo è morto. Per i Bortolami un grande sollievo il miglioramento di Alessandro. Speriamo di sì, dai, speriamo. Mi spiace per il papà, per l'altro ragazzo. Bortolami sarà sentito dal magistrato appena possibile. Nelle scorse ore il pubblico ministero Giulio Caprarola, che indaga sul caso, ha ascoltato in ospedale a Montebelluna l'altro ferito ancora ricoverato, Alessandro Pepe, anche lui in miglioramento, spiega il padre. È un po' in miglioramento, è stabile. Stasera vado a trovarlo. Non mi ha raccontato niente perché non è ancora tanto ok. Cioè, ha raccontato queste cose al PM. Siamo un po' addolorati del ragazzo che c'è, ma no, adesso io stasera vado a trovarlo e vediamo. Proprio Pepe avrebbe fatto riferimento a un altro coltello sul luogo dell'omicidio usato da Benani, testimonianze che insieme al video in possesso degli inquirenti contribuiscono a ricostruire un atto di violenza totalmente sproporzionato, dice il capo della Procura di Treviso Marco Martani, rispetto al presunto torto subito, di cui nelle prossime ore saranno chiamati a dare la loro versione dei fatti i 2 arrestati nel corso dell'interrogatorio di garanzia che si svolgerà in carcere a Santabona. Dell'autopsia sul corpo della vittima si occuperà infine il medico legale Alberto Furlanetto. Il conferimento dell'incarico da parte della Procura avverrà probabilmente giovedì. Per noi da Treviso la nostra Daniela Sizia per le novità della mattinata. Come abbiamo sentito c'è stato l'interrogatorio di garanzia ai 2 giovani. Buongiorno Daniela. Buongiorno Edi, buongiorno ai telespettatori. Intanto inizio con il dire che ovviamente le indagini sono tutt'altro che concluse, si stanno ancora ricostruendo i contorni di questa tragedia attraverso le immagini, le foto che sono state acquisite dai carabinieri per cercare di cristallizzare la scena. Ovviamente i carabinieri stanno anche controllando tutti i social per verificare che qualcuno non abbia postato qualche immagine che possa essere utile proprio per ricostruire quanto è accaduto. Ancora ci sono molte domande a cui si deve dare per forza una risposta, come quella della seconda arma che non è stata trovata, 2 probabilmente i coltelli, uno trovato e l'altro ancora no, e questo ovviamente i carabinieri lo stanno cercando. E un altro punto da chiarire è come questi 2 ragazzi arrestati siano arrivati alla discoteca, perché insomma comunque è una discoteca che non è proprio in centro, per cui verosimilmente
qualcuno possa averle portate o loro si sono avvicinati con qualche mezzo, ma ovviamente tutto è proprio da accertare e da ricostruire. E come hai detto tu, questa mattina c'è stato l'interrogatorio di garanzia nel carcere di Treviso. I due ragazzi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere e sentiamo le parole proprio degli avvocati difensori di Ita Banani, Fabio Targa e Maula Miotto, che ha avvicinato il nostro Nicola Marcato. La situazione è molto complessa e con la collega e con l'assistito abbiamo assunto la decisione di avvalersi della facoltà di non rispondere e questo perché evidentemente sono molti gli elementi da valutare, gli attori sono molti, gli elementi di ripresa sono al di fuori di una discoteca immaginabile, sono molteplici ed è importante capire davvero che cosa abbia determinato tutto questo, abbia scatenato tutto questo. Il ragazzo era estremamente provato e davvero disperato per l'evento. È necessario che in questo momento sia forte. Noi siamo fiduciosi circa la possibilità di dare una lettura adeguata alla vicenda così complicata, anche per quello che è successo prima rispetto all'accadimento di poi, perché è evidente che sono molto significativi da un punto di vista difensivo eventuali episodi di provocazione. Sono da valutare, non li stiamo affermando, stiamo semplicemente dicendo che occorrerà verificare se vi siano stati episodi che hanno determinato gli accadimenti successivi. Ci sono determinati incombenti che devono essere effettuati, la complessità della situazione non ci consente di capire effettivamente come si siano svolti i fatti, visto appunto che vi sono parecchi soggetti e che si tratta di una situazione appunto non chiara ancora nella dinamica. La prossima tappa sarà affiancare le indagini che sta svolgendo la Procura, contribuire per uno sforzo di chiarimento rispetto a quello che è successo. La prossima tappa sarà questa. Nelle prossime ore verrà sentito anche il ragazzo gravemente ferito che ora fortunatamente ci dicevano è fuori pericolo, comunque è sempre in prognosi, rimane precauzionalmente in prognosi riservata, verrà sentito, ha già iniziato, parla e quindi i militari dell'Arma stanno aspettando di poterlo sentire anche per sentire la sua opinione, quello che è accaduto. Già uno dei ragazzi aveva già indicato proprio nel secondo cittadino marocchino proprio colui che lo aveva colpito, quindi è per questo poi è scattato la seconda accusa, quella del secondo ragazzo, quindi insomma si sta cercando davvero di ricostruire tutto e i carabinieri hanno anche lanciato un appello a chiunque dei ragazzi fosse stato in discoteca o avesse ripreso in qualche maniera la rissa dentro o fuori dalla discoteca di consegnare le immagini, perché insomma sapete tante le persone coinvolte e sapete che tutti sono stati poi accusati a vario titolo, anche le giovani insomma vittime, i giovani feriti, quindi insomma è importante, dicono i carabinieri, è davvero ricostruire quello che è accaduto, perché tante le persone coinvolte e sappiamo purtroppo a scatenare questa rissa e questa tragedia poi davvero futili motivi, una lite all'interno della discoteca e poi lo sapete, l'avete sentito anche dai nostri servizi, i due ragazzi arrestati che hanno atteso fuori il gruppo e poi lo hanno aggredito. Questo quindi per il momento è questo quanto sta emergendo dalla procura e anche dai carabinieri. Se non hai domande, Edi, io ti restituisco la linea.
Grazie Daniela, grazie Alberto Pivetta che ha curato la parte tecnica per questi aggiornamenti da Treviso, e l'ha detto proprio la nostra Daniela Sizia, c'è un elemento chiave dell'indagine, un video di 8 secondi consegnato ai carabinieri da un testimone oculare dell'omicidio proprio di Castelfranco, e che testimonia una volta di più l'escalation di violenza giovanile che interessa la Marca come il resto d'Italia in una sorta di lotta per la supremazia, la chiama così il procuratore Martani. La stradina stretta, il fossato ai lati, i fari della macchina da dove la rissa viene ripresa con il telefonino che illuminano l'asfalto. Sullo sfondo lo scontro tra i ragazzi. Sulla destra calci, pugni, sulla sinistra uno dei giovani armati che sferra un fendente a un rivale. Dietro il buio della notte. È il video consegnato ai carabinieri da un testimone oculare del delitto consumato fuori dal parcheggio della discoteca di Castelfranco. 8 secondi che servono a cristallizzare la scena nella quale sabato notte viene ferito mortalmente Lorenzo Cristea e ridotto in fin di vita l'amico Alessandro Bortolami, forse il vero obiettivo della furia dei due italo-marocchini. Per la procura è un elemento chiave il video, una testimonianza senza filtri, fredda e oggettiva, che fa da perno alle indagini e intorno alla quale i racconti dei presenti, influenzati dallo shock, dalla paura, dalla concitazione, servono a comporre per intero il quadro. E a raccontare l'ulteriore escalation di violenza giovanile che colpisce la Marca, così la chiama il procuratore Marco Martani, parlando di giovani che ostentano un preoccupante senso di impunità, dice, e che ammazzano senza motivo un perfetto estraneo in quella che il capo della procura definisce una lotta per la supremazia. E se noi facciamo passare il messaggio a questi giovani che questo è un modello di accreditamento sociale, cioè le persone che hanno ucciso hanno potere, hanno controllo, possono essere leader all'interno di un contesto sociale, rischiamo l'emulazione. Dobbiamo iniziare a mettere molto chiaramente dei paletti, dei limiti. Così in diretta al Ring lo psicologo e psicoterapeuta Casteller, secondo il quale è ora di alzare i toni in tema di criminalità giovanile. Io penso, e lo dico alle istituzioni, che sia arrivato il momento di far vedere la presenza, non dico repressiva, ma di controllo del territorio. Ogni 15 giorni o c'è un'aggressione o c'è un omicidio in questo territorio. Bisogna iniziare ad urlare, ad alzare la voce. Noi continuiamo con la cronaca, rimaniamo sempre a Treviso per l'omicidio di via Castel Menardo del 22enne Francesco Favaretto. È stata dissata tra 2 settimane l'udienza preliminare del processo a carico del più giovane dei 5 ragazzi accusati di omicidio. Si tratta di un 15enne di Santabona, attualmente rinchiuso nel carcere minorile. Il suo difensore, l'avvocato Fabio Crea, è fiducioso in un ridimensionamento delle contestazioni nei suoi confronti. Sentiamolo. Il 22 maggio è fissata l'udienza preliminare per il minore detenuto, quindi al momento solo il minore andrà a processo, visto che i termini di custodia cautelare per i minori sono dimezzati, quindi c'è la necessità di procedere più velocemente. Lui è imputato di omicidio e di rapina, però in realtà quelli che sono gli elementi acquisiti dagli inquirenti, il video e la consulenza medico-legale lasciano ampio spazio per la difesa del minore, perché riusciremo a dimostrare che lui non è stato coinvolto negli atti omicidiari. Nella dinamica e nella ricostruzione che si evince sia dal video che è stato acquisito sia degli attimi successivi, così come acquisita dalle testimonianze e dalle valutazioni medico-legali, si comprende che non è il minore ad aver colpito al collo il povero Favaretto. E quale sarebbe la ricostruzione alternativa? È che ci sono stati altri che hanno compiuto quel gesto. Il ragazzo, per quelle che sono le sue azioni, è pentito in maniera importante e cercheremo anche quelle che sono le strade per la giustizia riparativa, per un approccio anche conciliativo per quanto possibile nei confronti della mamma. Nei confronti della mamma, della vittima, c'è stata una qualche azione di avvicinamento, una qualche lettera? No, al momento no, ma ci sarà modo e tempo per poterlo effettuare.
Ancora a Treviso, tolleranza zero con chi delinque e disturba la quiete pubblica. Necessario mettere un freno alle baby gang, sono le parole e le richieste del primo cittadino proprio di Treviso alla polizia locale. Sulla scia del comandante Andrea Gallo ha preso infatti l'incarico Patrick Antonello. Gli obiettivi che ci siamo posti come comando di polizia locale è di essere rigidi e inflessibili nei confronti di coloro che non rispettano le regole. Tolleranza zero per chi disturba la quiete pubblica, mette in atto comportamenti non rispettosi e soprattutto per chi commette reati. Sono le richieste che il sindaco di Treviso fa al neocomandante della polizia locale cittadina Patrick Antonello. Linea dura contro baby gang, ma non solo, che stanno mettendo da mesi sotto scacco la città. Predisposti all'ascolto nei confronti della gran parte dei nostri cittadini, che sono invece coloro che subiscono i comportamenti sbagliati ma che vogliono collaborare con la polizia locale perché credono che le cose si possono migliorare. L'attività della polizia locale continuerà nel segno o meglio nella continuità del comandante Andrea Gallo, e ciò significa che noi saremo impegnati su più fronti, in particolare su ciò che riguarda la sicurezza stradale, l'ambito della polizia, dei servizi di polizia stradale, l'ambito della sicurezza urbana e nell'ambito di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza in ausilio alle altre forze dell'ordine. Polizia locale che nel weekend è intervenuta in 2 incidenti causati dalla guida in stato di ebbrezza. In un caso l'uomo alla guida aveva un tasso alcolemico di 2,16 e l'altro di 1,63, ben oltre il limite di 0,5. Sono 25 le patenti ritirate o sospese per guida sotto effetto di alcolici da inizio anno, 50 per uso di cellulare. Dati allarmanti, commenta il neocomandante. Vigili impegnati anche nel contrasto all'abbandono di rifiuti. In linea con il comandante Gallo continua il lavoro della task force antidegrado. Un nucleo cosiddetto antidegrado per il quale all'interno del comando abbiamo dei professionisti che si occupano quotidianamente di questo genere di attività. L'obiettivo di individuare coloro i quali abbandonano rifiuti o comunque creano situazioni di degrado che vengono percepite dalla cittadinanza. Torniamo per un flash all'omicidio di Castelfranco, perché il paziente ferito Alessandro Bortolami durante la rissa, dopo essere stato in discoteca, è stato trasferito dalla rianimazione alla chirurgia generale. Insomma, lo avevano detto ieri i genitori che abbiamo raggiunto al citofono, ci hanno detto che non avevano voglia di commentare ma che le sue condizioni continuavano a migliorare. Insomma, è stato trasferito al reparto di chirurgia generale, quindi le sue condizioni sono in miglioramento. E noi con la cronaca invece andiamo nel Padovano, in città. In tribunale ha parlato per la prima volta in aula Eric Zorzi. Lo ricorderete, il 42enne accusato di aver ucciso l'ex moglie Nicoletta Rotaru e di averne simulato il suicidio. L'uomo risponde alle domande dopo aver sentito l'audio della notte della morte della 39enne. Quando Eric Zorzi ascolta in aula l'urlo di Nicoletta e il suo ultimo respiro, si giustifica dicendo che era solo un tentativo di abbracciarla, di tentare un rapporto sessuale. Il grido strozzato e il rantolo per lui non sono gli istanti finali della donna. Il 42enne camionista di Abano, sul banco degli imputati per la prima volta dall'inizio del processo, che lo vede accusato di omicidio volontario dell'ex moglie Nicoletta Rotaru, risponde alle domande dell'avvocata della parte civile. Il suo volto non tradisce emozioni quando gli fanno ascoltare i momenti più cruenti del lungo audio registrato la notte del 1° agosto del 2023, quando Nicoletta è morta. Anzi, è lui a chiedere di sentirlo, accusando che sia stato tagliato ad hoc per farlo passare da mostro. Durante la 7ª udienza del processo, il giudice ha deciso di ascoltare Eric Zorzi, nonostante la sua difesa si sia opposta. La prima ad interrogarlo è stata una delle avvocate della parte civili. Zorzi, incalzato dalle domande sulla sua situazione con Nicoletta, cerca di dipingersi come una vittima e di far passare la donna come unica colpevole di una separazione che ancora non era stata definita. La descrive come
come una donna che faceva uso di alcol e che pur non volendo rimanere in quella casa non decideva di andarsene nonostante la separazione. Zorzi afferma inoltre di aver assunto un sonnifero la notte del 1° agosto e per quello nell'audio farnetica insulti. Quando l'avvocato gli chiede il significato della frase "liberaci ti prego", pronunciato dopo l'ultimo respiro di Nicoletta, Eric Glaciale risponde: "Volevo sapere come voleva organizzare la separazione". È in attesa di conoscere la data del processo il 45enne in carcere con l'accusa di aver stuprato una ragazzina di 11 anni a Mestre è anche indagato dalle procure di Cuneo e Torino. Sentiamo perché. Indagato a Torino, a Cuneo, abbiamo fatto un interrogatorio di garanzia lunedì scorso, se non sbaglio, sì, lunedì scorso, sempre per fatti analoghi a quello che per cui ci sarà processo a Mestre, e poi è indagato anche a Padova. Massimiliano Mulas, il 45enne arrestato lo scorso 10 aprile per aver seguito e stuprato un 11enne di Mestre e ora detenuto nel carcere di Gorizia, è stato iscritto dunque nel registro degli indagati dalle procure di Cuneo e Torino per reati simili, come conferma il suo legale. L'episodio per cui la procura piemontese ha richiesto una seconda misura cautelare a suo carico risale infatti a pochi giorni prima della violenza a Mestre. Il 45enne avrebbe commesso un analogo abuso sempre a danno di una ragazzina di 10 o 11 anni a Savigliano, in provincia di Cuneo. Prima del suo arresto però gli inquirenti non avevano indizi certi per ricondurre a lui anche questa violenza. Nell'interrogatorio di lunedì scorso, in videoconferenza dal carcere, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Tra pochi giorni il suo avvocato lo incontrerà. Io lo vedrò sabato in carcere, vedrò con lui tutti i procedimenti penali e prenderemo tutte le decisioni in merito ai procedimenti penali. Compresa la possibilità di richiedere una perizia psichiatrica. Ne discuteremo proprio sabato in carcere con lui, insomma, e quindi prenderemo pure una decisione, insomma. Torniamo a Padova sempre per la cronaca. Rapinato un ragazzo di Abano Terme del suo telefono. Sono guai ora per un 21enne arrestato dai carabinieri. Si è avvicinato ad un 24enne di Abano Terme vantando un presunto credito di 100 euro e lo ha minacciato con un coltello facendosi consegnare il telefono cellulare. È successo a Montegrotto Terme, dove un 21enne tunisino è stato fermato poco distante dal luogo dell'aggressione in un bar dai carabinieri. I militari della compagnia di Abano hanno trovato addosso all'uomo un coltello serramanico lungo più di 21 centimetri e il telefono che era stato precedentemente rubato. Il tunisino è quindi stato arrestato e portato alla casa circondariale di Padova. Il giudice per le indagini preliminari ha quindi convalidato l'arresto e disposto la misura del divieto di dimora in Veneto. Un uomo picchiava davanti agli occhi della figlia e gli ha rubato il cellulare. Un 20enne è stato denunciato dalla polizia. Ha notato quel ragazzo nel quartiere di San Liberale a Treviso a bordo del suo monopattino elettrico che gli era stato rubato alcuni mesi prima. Senza pensarci, l'uomo, 50 anni, in compagnia della figlia, si è avvicinato al giovane con l'intenzione di scattargli una foto per rivendicare la proprietà del mezzo. Il 20enne, con precedenti alle spalle però di tutta risposta, prima lo ha minacciato di cancellare le immagini per poi colpirlo con un pugno alla mano portandogli via lo smartphone da 800 euro. Era il 24 marzo, qualche settimana dopo, il ragazzo è stato nuovamente sorpreso a bordo dello stesso monopattino, questa volta da una volante della polizia che lo ha denunciato per ricettazione, restituendo il veicolo al legittimo proprietario. Nel frattempo sono proseguite le indagini degli agenti della squadra mobile che, dopo aver raccolto la testimonianza del 50enne e visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza cittadine, nel corso di una perquisizione hanno anche recuperato e sequestrato gli abiti usati dal ragazzo il giorno della rapina. La sperimentazione della prima zona rossa del Veneto, cioè quella di Padova, non verrà nuovamente prorogata. Il prefetto Giuseppe Forlenza annuncia però che i controlli saranno intensificati anche in altre aree della città.
Si conclude dopo 3 mesi la sperimentazione della cosiddetta zona rossa in stazione a Padova. Sono state controllate 19.047 persone e sono stati emessi 48 ordini di allontanamento per violazione dell'ordinanza prefettizia, 18 nei confronti di persone con precedenti per stupefacenti, 10 per reati contro la persona, 12 per reati contro il patrimonio e 8 per altri tipi di reato. Si chiude dunque un provvedimento che molte polemiche ha creato in città. La prefettura in una nota fa sapere che i controlli saranno comunque potenziati nell'area della stazione ed estesi anche al comparto piazze. Verranno disposti anche servizi straordinari definiti ad alto impatto anche nell'area del Portello e dell'Arcella. Soddisfazione per la conclusione della sperimentazione da parte dei sindacati CGIL, CISL e UIL, che in un comunicato unitario, oltre a dirsi disponibili con le istituzioni per trovare soluzioni per il miglioramento della sicurezza pubblica, non solo con il controllo del territorio, ma dando anche una risposta di tipo sociale, favorendo l'accesso ai servizi e all'inclusione di chi vive in condizioni di marginalità. Per il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, lo scopo della zona rossa è stato raggiunto, ora bisogna continuare a vigilare. Valuteremo ovviamente l'evolversi della situazione, ma l'attenzione rimane massima e ringraziamo il prefetto per aver disposto un maggior controllo sulle piazze e zone ad alto impatto su Portello e Arcella. Dalla zona rossa di Padova a quelle del Veneziano, le zone rosse delle festività primaverili hanno superato la prova. Numerosi controlli effettuati tra il 16 e il 27 aprile, circa 7.000 persone fermate tra Venezia Centro Storico, Jesolo e Chioggia. Ora si attende una fine d'anno scolastico in zona rossa tra feste degli studenti e il ponte del 2 giugno. Il prefetto Pellos è soddisfatto del lavoro fatto fin qui dalle forze dell'ordine, ma invita tutti gli studenti ad avere atteggiamenti composti nei periodi dei festeggiamenti. Soddisfatti anche i sindaci del litorale. Turisti e residenti hanno il diritto di trascorrere le vacanze in tranquillità, ha dichiarato il presidente Zaia, che condivide la decisione del prefetto di rafforzare i controlli nel periodo estivo nelle località balneari. E ancora la cronaca, questa volta nel Veneziano, e caccia al rapinatore che a Milano ha rapinato 2 supermercati e ferito 2 commesse. Prima al Prix di via Pertini ha puntato l'arma contro la cassiera, poi l'ha colpita alla testa con il calcio della pistola. Poco dopo si è recato all'Ins di via Pestrino, agendo nello stesso modo. Questa volta il bottino è stato più cospicuo. Le 2 giovani donne non sarebbero in gravi condizioni, ma nel frattempo i carabinieri indagano sulle tracce del fuorilegge straniero ripreso dalle telecamere di sorveglianza dei rispettivi negozi. Noi ci fermiamo con la cronaca, qualche minuto di pubblicità e poi torniamo a parlare di lavoro. A tra poco. Eccoci tornati in diretta, prima edizione, ancora insieme fino alle 13:30. Interrompiamo la cronaca per collegarci con la nostra Ilaria Marchiori da Mestre, perché anche nel Veneziano è tutto pronto per la partenza verso la 96esima adunata nazionale degli alpini. Ilaria, buongiorno, ti vedo in compagnia. Buongiorno anche a te, ai nostri telespettatori. Hai detto bene, anche le penne nere veneziane, seppur in numero minore rispetto a quelle di altre province, ma comunque si fanno sentire, si fanno vedere e parteciperanno alla dunata di Biella. È tutto pronto, siamo qui con Franco Munarini, il presidente degli alpini della sezione di Venezia. Allora, pronti a partire? Qualcuno si è già incamminato? Qualcuno si è già incamminato, uno dei nostri vessilli è già sulla strada. Con un gruppo di alpini in armi e di altri camminatori sta andando a Biella a piedi. È una cosa che fanno ogni anno. E noi partiremo domani, da domani cominciamo a partire per fare il nostro campo Venezia a Mongrando, e lì speriamo di essere più o meno all'altezza degli anni scorsi su una 40ina di alpini. E poi speriamo che vengano anche in altro modo anche per la sfilata, speriamo di arrivare a un'ottantina. Non sono molto ottimista perché abbiamo avuto delle difficoltà nell'organizzare il pullman, tant'è vero che non siamo riusciti a farlo. È un peccato questo. È un peccato perché il posto merita. La sezione di Biella è una bella sezione.
e non siamo riusciti a far collimare tutte le esigenze. Gente anziana, forse anche un po' di crisi, e quindi andremo alla spicciolata. Insomma, è il caso di dire pochi ma buoni. E ciò sì, detto in veneziano, e ciò sì. Presidente, il vostro motto quale sarà? Allora, ispirato al motto della Dunata che ci è stato comunicato dal Consiglio Direttivo Nazionale, che è Alpini portatori di speranza, abbiamo pensato a questa formula: 33 infiniti passi verso la speranza, dove 33 è il titolo della nostra marcia. Ci saranno anche molti giovani tra di voi? Un pochetti, forse cominciano ad arrivare, però non sono tantissimi. La sospensione della leva è stata un momento drammatico per il nostro associazionismo, e quindi sì, ce ne saranno pochi, però non me ne aspetto molti. E comunque, anche prima di salutarci, ricordiamo che le penne nere veneziane qualche anno fa sono arrivate a compiere 100 anni. Sì, questo l'abbiamo fatto nel 21, nel 22 abbiamo presentato un libro nel quale si raccontano le nostre esperienze, la nostra nascita, anche il nostro futuro. Avete sentito dunque, anche le penne nere veneziane sono pronte a partire, alcune l'hanno già fatto, quelle restanti partiranno domani per arrivare a Biella, questi 3 giorni che noi seguiremo in diretta passo dopo passo. Grazie a Franco Munarini, qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria, grazie al Presidente. Insomma, l'ha detto anche lui, la difficoltà anche di raggiungere il luogo. Biella è una città molto, molto piccola e si presta ad ospitare più di 400.000 persone in un solo weekend. E c'è chi, come per esempio le penne nere vicentine, percorreranno 330 km a piedi per arrivare. Torna quindi anche il numero 33, anche in questo caso proprio come diceva il Presidente, ma vediamo il servizio. 19ª edizione della Marcia degli Alpini, idea nata allora da un alpino in armi, Matteo Miotto, militare tienese caduto in combattimento in Afghanistan. Tradizione che si rinnova ogni anno. Il gruppo di alpini marciatori vicentini, fedele alla tradizione di partire a piedi da Vicenza per raggiungere a tappe il luogo della Dunata, non si è tirato indietro nemmeno quest'anno. Direzione Biella, arrivo previsto l'8 maggio. Terza tappa della Marcia Alpina da Lonato del Garda a Ospitaletto, provincia di Brescia. Mancano 3 km dall'arrivo, ci sta aspettando il presidente di sezione e avremo la cerimonia alle 5:30, ricordando i caduti. Siamo il gruppo avanzato, ce n'è una retroguardia che a 2-3 km è un passo un po' più lento. Siamo contenti, il tempo tiene e quindi rispettiamo i tempi, quindi saremo a Biella l'8 maggio come da programma. Partiti in 14 da Schio, il 1 maggio, qui erano la terza tappa e come in tutte le tappe vengono accolti dal gruppo locale e dedicano una cerimonia ai caduti. Per loro l'arrivo si fa sempre più vicino, raggiungeranno Biella dopo aver percorso un totale di 330 km. Alla base della motivazione che li spinge ogni anno, la risposta è univoca e profonda: manifestare il sentimento di riconoscenza nei confronti del passato e della storia. Venezia, Vicenza, adesso anche Treviso. Come si stanno preparando le penne nere trevigiane alla Dunata lo scopriamo grazie al Presidente. Sentiamo. Tutto pronto, manca sempre meno alla 96esima Dunata nazionale degli Alpini di Biella. Strade e piazze sono già chiuse, si montano infrastrutture, totem e tribuna d'onore. La città, da poco più di 40.000 abitanti, si prepara ad accogliere oltre 400.000 persone radunate attorno al motto Alpini portatori di speranza. Tra loro moltissime penne nere trevigiane. Siamo in fermento, siamo in preparativi, tanti di noi si sono già avvicinati a Biella. E il grosso dei nostri alpini comunque raggiungerà Biella tra oggi, domani e soprattutto venerdì,
quindi sicuramente c'è tanta trepidazione e voglia di festeggiare. Una piccola città che sta facendo di tutto per organizzarsi al meglio, ma i locali sono andati già sold out un anno fa, perciò i trevigiani si sono organizzati diversamente. I nostri gruppi sono soprattutto concentrati in prossimità di Biella, quindi a qualche chilometro dal centro, ma per dire molti dei nostri gruppi sono a Ochiepo Superiore, altri a est, ma soprattutto a sud di Biella, quindi diciamo mediamente a 5-10 km da Biella. I valori che porterete come ogni anno sfilando? Sono quelli che ricalcano il nostro statuto, il nostro credo, e quindi la solidarietà, la memoria di chi ci ha preceduto. Non mancherà un pensiero a Giancarlo Gentilini. Come tutti i nostri alpini andati avanti, verrà ricordato in ognuno di noi. Sappiamo che le ferree e giuste anche regole dell'organizzazione della Dunata ci impediscono di portare simboli e soprattutto il nostro cappello, che comunque è un sacro per noi, ma al di là di questo ci saranno sicuramente all'interno di ognuno di noi, ricorderemo Giancarlo, ognuno a modo suo, ma per quello che ha dato e per la sua grande alpinità. Dopo Treviso anche Padova e Rovigo. Cosa significa essere alpini oggi nel 2025? Ma sicuramente essere alpini oggi è molto, molto diverso da un certo punto di vista rispetto a quello che voleva dire essere alpini 50 anni fa. Noi non abbiamo più nessuno che ha fatto la guerra, e quindi non abbiamo più questa grossa spinta che ci viene dai nostri vecchi che sono andati tutti avanti. Quindi l'associazione sta diventando sempre di più un'associazione che pensa al volontariato. Fare però un volontariato da alpino è un qualcosa di diverso, pur non togliendo nulla a tutti gli altri volontari. Io vedo ad esempio con la nostra protezione civile, noi siamo sempre i primi, siamo sempre disponibili, andiamo oltre a quello che diciamo dovrebbe essere il minimo impegno o il massimo impegno, andiamo oltre il massimo. Ecco. Perché? Perché siamo spinti un po' da questo spirito di corpo di chi ha fatto il militare, non ha fatto la guerra per fortuna, e noi riusciamo a trasmettere questo spirito anche a chi è entrato e sta entrando nella nostra associazione come amico degli alpini o come aggregato, quindi non ha portato il cappello alpino, però ecco, ha all'interno di sé già questi valori degli alpini, il ricordo e l'aiuto, e noi come associazione glieli facciamo uscire, ecco, quindi la portiamo avanti come volevano i nostri vecchi, facendo sempre di più volontario. Insomma, le penne nere, lo abbiamo visto, di tutto il Veneto sono pronte per la 96esima Dunata Nazionale di Biella, una festa che Antenna 3 come sempre vi racconterà in diretta già da venerdì, primo giorno della grande festa. Sabato invece si entra nel vivo, i collegamenti con i nostri inviati per tutti gli eventi della giornata, alle 21 una prima serata dedicata agli alpini e poi domenica la giornata clou diretta dalle 7:30 del mattino per tutto il giorno, il racconto dello sfilamento delle 80.000 penne nere fino al passaggio della stecca. Noi torniamo alla cronaca, adesso chiudiamo questa pagina dedicata agli alpini e alla Dunata Nazionale del weekend. Andiamo nel Bassanese, una lettera minatoria al sindaco di Carmignano di Brenta è stata recapitata. Eric Pasqualone è stato accusato di voler fare cassa con gli autovelox. Sentiamo la nostra Vanessa Banzato. Autovelox posizionati nel comune di Carmignano di Brenta per garantire la sicurezza sulle strade, e in municipio arriva una lettera minatoria indirizzata direttamente al sindaco Eric Pasqualone. Sindaco, questa è una copia della lettera che è arrivata a lei, ovviamente lettera anonima, una lettera minatoria che da una parte spaventa, è vero, però dall'altra fa capire anche che voi siete nel giusto. Sì, è arrivata proprio ieri qui in municipio questa lettera minatoria che ci accusa, ecco, non solo di essere dei ladri, ma insomma ci augura anche qualcosa di più grave. Credo che
al di là insomma, della gravità dispiace, però ecco, noi siamo convinti che siamo sulla strada giusta. I nostri Velox sono 3 all'interno della strada statale SS53, servono da deterrente proprio per correre meno all'interno delle nostre strade. I dati ci danno ragione, ci sono tanti verbali che abbiamo fatto negli anni scorsi, in questi anni sono in netta riduzione, quindi vuol dire che chi percorre queste strade corre meno, e soprattutto abbiamo un dato molto positivo, che è quello dell'azzeramento degli incidenti, soprattutto anche in particolare quelli mortali che avvenivano prima dell'installazione di questi Velox. Chi ha scritto questa lettera vi accusa di voler semplicemente fare cassa, infatti scrive cassa, altro che sicurezza, vergogna, vi auguro di ... e scrive viva Fleximan. È sbagliato incitare a essere contro le regole, a tutti fa dispiacere, soprattutto anche fa arrabbiare prendere una multa a chi non è successo, però credo che sia fondamentale il rispetto delle regole che garantisce la sicurezza all'interno delle nostre strade. Ce lo chiedono i cittadini, tantissimi cittadini si lamentano all'interno dei nostri municipi, e parlo anche a nome degli altri sindaci, che le persone corrono per strada e correre quindi può provocare davvero gravi incidenti. Quindi noi siamo impegnati su questo fronte e l'unico modo per riuscire a risolvere questo problema è proprio mettere le mani nelle tasche dei cittadini, che non vuol dire rubare come qualcuno dice, ma vuol dire far rispettare le regole. È preoccupato lei dopo questa lettera di minacce? Assolutamente no, è chiaro che dispiace ricevere sempre delle minacce, però credo che le persone che non hanno nemmeno il coraggio di firmarsi sono le persone che non valgono la nostra preoccupazione, tantomeno la nostra attenzione. È chiaro che sono dei segnali brutti, chiediamo anche fra l'altro in questo contesto difficile normativo che anche il governo, il Ministero in particolare, risolva definitivamente la diatriba omologazione e quant'altro, perché questo metterebbe anche a tacere tutte queste persone che trovano in quegli appigli anche le modalità di fare minacce. E intanto lei ha denunciato la cosa ai carabinieri. Ringrazio fra l'altro la stazione del comando di Carabinieri di Carmignano di Brenta, che sono subito intervenuti e sono venuti a sequestrare questa lettera minatoria proprio per andare a fare ulteriori indagini. Ecco, tra l'altro viva Fleximan, ricordiamo l'individuo che ha tagliato con un flessibile i vari Velox in Alta Padovana, in diversi comuni dell'Alta Padovana. Quindi inneggiare chi sta compiendo un atto contrario alla legge, lei dice assolutamente no, non ci sto. Assolutamente, fra l'altro sono stati davvero fatti notevoli danni in tutto il nostro territorio, non a Carmignano di Brenta, però inneggiare a questi personaggi vuol dire essere complici e avvalorare un po' quello che fanno, quindi assolutamente diciamo alle persone: correte meno per le strade, ma non seguite questi cattivi esempi, che sono degli esempi che portano anche ad avere delle conseguenze non di poco conto. Questo dunque dal Bassanese. Invece noi adesso ci spostiamo a Padova. C'è per noi la nostra Chiara Gaiani. È stata inaugurata la nuova area di osservazione intensiva del pronto soccorso cittadino. Chiara, buongiorno. Con te anche il presidente Zaia questa mattina. Ecco, si è appena liberato perché ha finito adesso in realtà di fare foto, di firmare autografi. Insomma, gli uomini e le donne della sanità le hanno fatto festa in quest'area, Presidente. Beh, insomma, una bella festa, ma soprattutto per loro, per la sanità del Veneto, perché aver realizzato un hobby, un'osservazione breve e intensiva, significa aver creato questo polmone che intercetta 10.000 pazienti su 100.000 che entrano in pronto soccorso, pazienti che se non ci fosse questa struttura verrebbero mandati nei reparti, magari anche nei reparti non proprio azzeccati rispetto ai loro sintomi, e quindi sarebbe una migrazione di pazienti, spostamento successivo. E poi abbiamo un altro dato, che di questi 10.000 pazienti che entrano in OBI, in osservazione breve e intensiva, 8.600, 9.000 se ne tornano a casa senza essere ricoverati dopo un giorno e mezzo, 2 giorni massimo sono 48 ore, e questo ci permette anche di dire che evitiamo ospedalizzazioni inutili magari.
Ecco, certo, questo lo ricordava anche il Presidente, un pronto soccorso da circa 100.000 accessi all'anno. Vito Cianci, presentando questa nuova osservazione breve, sono 10 posti letto, che il direttore si è quasi commosso prima, sono gli uomini e le donne della sanità del Veneto. Guardi, questa è una squadra, cioè quando sono 112 persone in questo pronto soccorso, 100.000 accessi, lei capisce che qui ogni mattina non sai che piaga avrai quel giorno, e se non c'è lavoro di squadra qui non ne vieni fuori. In questo momento, mentre sto parlando, ci sono 74 persone in cura e fra l'altro ci sono una decina di codici rossi pesanti, cioè fra l'altro codici rossi importanti, perché ho sentito di alcuni guai che ci sono. Direi che è un grande lavoro di squadra e quindi la commozione è comprensibile, perché qui siamo veramente in prima linea. Resta il problema della mancanza di medici e di operatori, Presidente. Sì, guardi, in Italia mancano 50.000 medici, e in Veneto 3.500 di 50.000, noi facciamo i concorsi, abbiamo fatto 112 concorsi l'anno scorso per 4.900 posti e ne abbiamo coperti 1.700. Ecco, cambierei decisamente argomento, Edi, se me lo permetti. Il conclave inizia oggi pomeriggio, potrebbe esserci un Papa Veneto, Presidente? Ma guardi, è ovvio che tutti lo speriamo, però dobbiamo avere anche rispetto per il conclave, per i 138 cardinali, non dobbiamo fare il toto calcistico, non dobbiamo fare il toto vincitore. Direi che il conclave saprà darci il miglior interprete del nostro tempo, perché ci vuole un Papa che parli di pace, ci vorrà un Papa che si batta per i giovani, un Papa che si batta per il dialogo interreligioso, insomma ci sono tutta una serie di tematiche, i meno ambienti, il sociale, quindi penso che sapranno assolutamente identificare il Papa che farà tutto questo. Ecco, Edi, non so se tu hai altre domande da studio per il Presidente, approfittiamo ancora della sua pazienza. Sì, Chiara, visto la presenza del Presidente, è notizia di ieri dell'azienda sanitaria dell'UL6 che ha di fatto negato il suicidio assistito a una paziente, a una donna di 76 anni. È un tema caro questo al Presidente Zaia, come commenta questa vicenda? Allora, il discorso della paziente di 76 anni che si è vista negare dall'ULS6 il suicidio assistito, tra l'altro un iter molto lungo di cui abbiamo anche parlato poc'anzi con lei, che tipo di commento si sente di dare a questa vicenda, Presidente? Sento di dire, nuovamente l'ho scritto anche in un libro qualche anno fa, che un paese civile si dota di una legge. La Corte Costituzionale si è espressa, dice che un paziente terminale nel momento in cui ha una diagnosi infausta, grave sofferenza fisica e psichica, mantenuto in vita da supporti vitali, quindi non resterebbe in vita se non avesse supporti vitali, è libero di scegliere, può, se decide, chiedere alla sua ULSS di avere riconosciuta la gestione del suo fine vita. In questo caso c'è un aspetto negativo di questi 6 mesi d'attesa, tanto è vero che ho mandato anche un'ispezione. E dall'altro perché non c'è una legge, quindi c'è una sentenza che non prevede i termini per la risposta, e dall'altro la risposta negativa non compete a me commentarla, perché si esprime un comitato etico nella totale segretezza e nel aver valutato se questi 4 requisiti ci sono oppure non ci sono. Ecco, io direi davvero che insomma è tutto. Ringrazio il Presidente del Veneto Luca Zaia e per la collaborazione tecnica Cristian Roque Allende. Da Padova restituisco la linea allo studio. Grazie mille Chiara, grazie ovviamente anche al Presidente. Allora ripercorriamo in breve la vicenda di questa 76enne residente in Veneto affetta da una grave patologia neurodegenerativa che si è vista negare dalla Commissione Medica Multidisciplinare della sua azienda sanitaria l'accesso al suicidio medicalmente assistito richiesto 5 mesi fa. Lo rende noto l'associazione Coscioni che segue il caso e secondo la quale Donatella, al nome di Fantasia, rientrerebbe invece nei requisiti previsti dalla Costituzione, e secondo la Commissione Medica che ha svolto le verifiche la signora è capace invece di autodeterminarsi, affetta da patologia irriversibile che determina sofferenza intollerabile, ma non è tenuta in vita da un trattamento di sostegno vitale. Era quello che diceva proprio pochi secondi fa il Presidente Zaia. La controdeduzione invece dell'associazione Coscioni è stata che Donatella
invece dipende totalmente dai propri caregiver per lo svolgimento di ogni sua funzione, sarebbe abbandonata a se stessa e destinata alla morte senza la loro assistenza. La donna ha inviato un'opposizione con diffida alla decisione della Commissione. Dunque questo il tema, il dibattito che torna sempre attuale in questo periodo del fine vita. Il commento del Presidente Zaia lo avete sentito, il punto di vista dell'Associazione Coscioni, vedremo se ci saranno degli ulteriori sviluppi in merito a questa vicenda. Parliamo di lavoro adesso. Ieri la prima vittima sul lavoro nella provincia di Vicenza del 2025, anche se negli ultimi anni la situazione è migliorata. I sindacati invece rilanciano l'allerta. Quest'anno in Veneto le vittime sono già triplicate rispetto allo scorso anno. La morte di Raffaele Galano, l'operaio di 58 anni dipendente dell'Ariston Cavi di Brendola, stritolato da un macchinario dell'azienda durante il turno di lavoro. La Procura di Vicenza ha aperto un fascicolo di inchiesta per omicidio colposo, al momento senza indagati, per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Dalle prime indiscrezioni trapelate pare che l'uomo fosse solo nei pressi di una macchina per l'estrusione della gomma che ricopre i cavi elettrici prodotti dall'azienda. Non ci sarebbero perciò testimoni diretti del tragico momento in cui l'operaio è finito risucchiato dai meccanismi. Solo dopo i colleghi sono intervenuti richiamati dal trambusto e hanno liberato il corpo del 58enne ormai privo di vita dal macchinario che è stato sequestrato. Una tragedia che ha fatto registrare il primo morto sul lavoro anche nella provincia iberica, che va ad integrare la drammatica classifica nazionale. 21 gli incidenti mortali tra gennaio e marzo 2025, il triplo di quanti si erano registrati nello stesso periodo lo scorso anno. Secondo l'INAIL anche gli infortuni sul lavoro sono aumentati, raggiungendo quota 14.825, 310 in più rispetto al 2024. Insorgono i sindacati che chiedono maggiore attenzione da parte delle istituzioni. Un capoturno esperto, 35 anni di lavoro, in un'azienda dove la cultura della sicurezza è nel DNA, eppure è capitato. Sembra che le campagne che facciamo, zero morti sul lavoro, che fa parte della nostra vita quotidiana, non bastino mai. Abbiamo dedicato addirittura un 1° maggio CGIL, CISL e UIL sulla sicurezza sul lavoro. La formazione è importante, ne serve di più, ma soprattutto anche formazione qualificata. Certo servono investimenti e non ultimo anche gli aspetti relativi agli ispettori e tecnici della prevenzione per quanto riguarda il servizio di prevenzione dello SPISAL. Abbiamo appena finito di celebrare la giornata mondiale sulla salute e sicurezza sul lavoro e c'è un'altra vittima. In Veneto i dati sono drammatici. Nei primi 2 mesi abbiamo registrato 15 infortuni mortali contro i 4 dell'anno precedente. Non abbiamo i dati di marzo, ma la situazione è in continuo peggioramento. Bisogna intervenire sul modello di sviluppo della nostra regione e del nostro paese, cambiare i modelli organizzativi, avere rispetto dei tempi e carichi di lavoro delle persone, altrimenti questa situazione non si invertirà mai. Ci spostiamo nel veneziano. Un autista di ATVO ha salvato la vita a un passeggero anziano che stava salendo a bordo del bus dopo essersi procurato una profonda ferita alla gamba. Ha agito distinto senza esitare. Il suo racconto. Un 70enne deve la vita a un giovane autista di ATVO che grazie alla capacità di intervenire prontamente è riuscito a evitare il peggio. Mi aveva fatto notare che era caduto il motorino perché aveva il gomito insanguato, aveva 2 ferite. All'inizio avevo osservato solamente la ferita sul gomito, era un taglio che avevo medicato utilizzando la scatola medica del pullman. Poi con la coda dell'occhio ho osservato che si stava formando una piccola pozzanghera di sangue sotto il suo piede destro. Mi sono fermato, abbiamo guardato e ho notato che si stava effettivamente dissanguando, aveva un buco dalla parte superiore del polpaccio. Avevo chiamato il pronto soccorso e ovviamente l'ufficio movimenti di ATVO. Avevo utilizzato come laccio la mia cintura per fermare il più possibile il dissanguamento e abbiamo aspettato i soccorsi. Adrian, 29 anni, di origine rumena, in Italia da molto tempo e residente a San Donà, lavora per ATVO da poco più di 1 anno. Con il mezzo era appena uscito dal centro di Torre di Mosto, imboccando la strada che porta alla frazione di Staffolo, quando il 70enne gli ha fatto cenno di fermarsi per salire a bordo dopo la caduta col motorino. Adrian ha saputo prendere subito in mano la situazione.
Ho dovuto agire e l'ho fatto d'istinto, ecco, e quindi è stata una cosa proprio istintiva. Per il 29enne era la prima volta. A TVO ci fa dei corsi. Fortunatamente c'ho la mamma infermiera che è stata molto brava, mi ha dato anche una mano lei quando ero piccolino. Il 70enne, dopo essere stato portato in ospedale per le cure del caso, ha chiamato l'azienda per ringraziare il suo salvatore, che non si aspettava tanta gratitudine. Io sono contento che il Signore sta bene e che tutto è finito al meglio, ecco. Soddisfazione è stata espressa dal presidente a TVO Fabio Turchetto. Faccio i complimenti ad Adrian, ha detto. Il fatto che questo signore abbia chiamato in azienda per ringraziare è motivo di orgoglio e di soddisfazione che va esteso a tutto il personale e al lavoro che quotidianamente svolgiamo. Rimaniamo a Venezia perché il 23 maggio partirà la sperimentazione del Barca Velox. L'annuncio del sindaco Brugnaro arriva a conclusione degli stati generali sulla mobilità acquea e moto ondoso. Inizierà il Barca Velox, il 22 faremo la conferenza di servizi, il 23 inizierà la sperimentazione per 60 giorni in cui non daremo multe ma controlleremo le velocità in maniera automatica, un po' come avviene l'autostrada col tutor, per capirci. È tutto da tarare questa cosa e poi dopo 60 giorni si inizierà anche a sanzionare. L'annuncio che arriva dagli stati generali sulla mobilità acquea e il moto ondoso a Venezia e l'introduzione in deroga di sistemi automatici per il controllo della velocità dei natanti, attraverso apparecchiature omologate e approvate dal Ministero dei Trasporti e in via sperimentale fino al 13 dicembre 2026, anche attraverso quelle per cui è in corso la procedura di approvazione o d'omologazione. Tutto, sottolinea più volte il sindaco Luigi Brugnaro, attraverso una continua condivisione che passa attraverso una continua verifica degli effetti. Per misurare gli effetti di questo controllo e per capire se qualche regolamento va aggiornato, se bisogna magari dare qualche priorità sui canali diversa, in maniera tale da separare il traffico magari più lento, quello a remi piuttosto che quello rispetto a quello da motore in certi orari, insomma lavorare su anche un grande piano del trasporto acqueo nella città. Venezia è unica anche nel traffico. Il codice della strada è uguale ovunque dalla Sicilia alla Valle d'Aosta. Per questa città invece deve necessariamente esserci un provvedimento ad hoc. C'è una norma specifica unica per il controllo della velocità in Laguna di Venezia che è definita Barca Velox. Questa è una unicità. Contemporaneamente il grande effetto che speriamo abbia questo strumento per il controllo del moto ondoso e della sicurezza, in particolare della velocità in laguna, l'autorità pensa con il tempo e con gli accordi istituzionali necessari di applicarlo nell'intera Laguna di Venezia, ovviamente nei tratti più sensibili e pericolosi. A 5 anni dalla sua istituzione l'autorità per la Laguna di Venezia non è ancora entrata nel pieno delle sue funzioni. La denuncia della CGIL che chiede certezze per i lavoratori, tra cui anche quelli impiegati nella gestione del Mose. È l'ente gestore del sistema Mose. L'autorità per la Laguna di Venezia ha tutte le funzioni e competenze relative alla salvaguardia della città e della laguna, compreso il mantenimento del suo regime idraulico. Nonostante l'importanza e la delicatezza del compito, però, la CGIL denuncia la situazione di un ente che non è ancora entrato nella pienezza delle sue funzioni. C'è uno statuto e un presidente, ma manca ad esempio un bilancio, manca una definizione degli obiettivi, dei programmi, delle assunzioni di personale, tutte scelte che devono essere fatte con la massima urgenza che come sindacato chiediamo da moltissimo tempo. Non può restare sulla carta l'autorità. L'autorità per la Laguna di Venezia, nuovo magistrato alle acque, è stata istituita all'interno di un decreto legge che si intitolava Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. Riguardo all'urgenza, basti dire che il provvedimento risale al 14 agosto 2020, Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Oggi, 2025, 5 anni e 2 Presidenti del Consiglio dopo. L'autorità ha la totale mancanza di funzioni tecniche, di personale, un indirizzo mail, una PEC, cioè tutte cose che sarebbero necessarie per farla funzionare ma che non possono essere attuate senza un bilancio. Oggi abbiamo sentito in prefettura la possibilità che nelle prossime settimane finalmente il bilancio verrà definito e gli atti amministrativi daranno veramente il via a un'autorità che manca da 5 anni. La CGIL di Venezia sottolinea come oltre alla salvaguardia della laguna ci siano in ballo più di 200 lavoratori, impiegati tra Consorzio Venezia Nuova, Tetis e Comar, la società costruzioni Mosi Arsenale, in attesa di prospettive occupazionali e retributive, attraverso una lunga fase di passaggio dove comunque non mancano anche notizie positive.
Oggi dobbiamo dire abbiamo avuto un passo significativo, c'è stata annunciata la convenzione rispetto alla scelta dell'autorità di convenzionarsi con ARPAV sull'attività di campionamento della laguna, quindi l'analisi delle acque è un elemento fondamentale ovviamente per la laguna su cui verrà data continuità fino alla fine dell'anno con il personale oggi in servizio. Questo è un passo significativo perché la scorsa volta c'erano stati invece annunciati dei licenziamenti. Siamo al Trevigiano con la vicenda dei bambini dell'asilo in preghiera al centro islamico di Susegana. Nel 2018 questa stessa moschea era frequentata da 2 cugini macedoni espulsi perché ritenuti potenziali terroristi di matrice jihadista. Era il 26 gennaio 2018, l'allora ministro dell'Interno Marco Minniti firmò l'espulsione dall'Italia di 2 cugini macedoni di 44 e 46 anni residenti a Conegliano e Susegana perché sospettati di aderire ad un'associazione finalizzata ad attività di terrorismo internazionale di matrice jihadista. Entrambi all'epoca dei fatti frequentavano il centro islamico di Susegana, lo stesso che qualche giorno fa ha ospitato un gruppo di bimbi di un asilo parrocchiale paritario di Ponte della Priula in gita scolastica. Un particolare che, se possibile, infuoca ulteriormente il dibattito sulla vicenda. Io voglio pensare che nel centro oggi non ci sia nulla a che vedere con quello che è successo nel 2018, ma siamo sicuri che portare dei bambini in un centro islamico che ha questo passato fosse la scelta giusta? Siamo sicuri che oltre alla scelta di portarli a pregare in una moschea dovessero anche passare per queste cose? Secondo me no. È una cosa nata male e finita ancora peggio. Raggiunto telefonicamente, l'imam Avnia Nurceschi evidenzia come si tratti di una vicenda risalente a ben 8 anni fa e come i 2 espulsi non facessero in alcun modo parte della loro associazione né tantomeno della dirigenza. E con un comunicato il centro islamico Emanette, nel ripercorrere quella mattinata, spiega come nel momento in cui l'imam ha mostrato ai bambini i gesti della preghiera rituale, alcuni piccoli di fede islamica, riconoscendoli, li abbiano spontaneamente imitati e a loro volta anche gli altri compagni si siano uniti per gioco in un momento vissuto con leggerezza senza connotazioni religiose o spirituali. Se quanto accaduto, continua la nota, ha urtato la sensibilità di alcune persone, ce ne scusiamo, siamo spiacenti che l'episodio sia stato percepito come forma di proselitismo. Intanto il confronto tra chi appoggia l'iniziativa e chi la contesta passa anche attraverso 2 striscioni apparsi nelle ultime ore. Da una parte quello esposto all'esterno dell'asilo dai genitori che recita "Siamo con voi maestre" e dall'altra quello della Lega Giovani Treviso con la scritta "L'islamizzazione non è istruzione". Inevitabilmente lo scontro continua a giocarsi anche sul piano politico. Ciò che è accaduto nel Trevigiano oltrepassa ogni limite. Le parole del presidente del Veneto, Luca Zaia. E anche nel corso di Ring la polemica ha acceso la discussione tra gli ospiti in studio. Io posso capire che si voglia andare in quel centro islamico, che la scuola abbia anche magari legittimamente trovato questa forma per insegnare ai ragazzi che esistono altre religioni. Posso anche capirlo, anche se, come dice Alberto, io mi aspetto, portando i miei figli in una scuola parrocchiale, che abbiano altre attività, diciamo, diverse, e anche che molto probabilmente a quell'età credo sia un po' inopportuno, a mio avviso. Se le famiglie di questa comunità, di questa scuola, erano d'accordo in questo percorso, io eviterei di andare a fare polemica politica su questa vicenda qui. È una vicenda che, voglio dire, è stata decisa in una scuola, ripeto, cattolica peraltro, e io credo che dovremmo proteggere un po' i bambini da tutta la polemica politica che viene dopo. E proprio durante il dibattito è intervenuta telefonicamente Stefania, mamma di uno dei bimbi in gita nel centro islamico, che ha voluto stigmatizzare la polemica in corso. Ci diciamo così amareggiati per questa polemica che è evidentemente montata per altri scopi. Penso davvero che non ci sia nulla di peggiore di chi intenzionalmente confonde e, come posso dire, mistifica la realtà, forse per altri interessi, per strumentalizzazioni politiche, seminando di fatto quello che credo possa essere definito un odio gratuito. La visita alla moschea, che evidentemente è stata scambiata forse intenzionalmente, scientemente per pellegrinaggio, in realtà è stato un momento condiviso. Sento parlare di integrazione, il senso è quello, per carità, però davvero è lo specchio della nostra realtà, è quello che noi viviamo ogni giorno. Questi gli ultimi aggiornamenti sulla questione. Noi ci fermiamo qualche minuto di pubblicità e dopo parleremo di intelligenza artificiale diffusa tra i giovanissimi. A tra poco.
Siamo tornati in diretta, prima edizione, mercoledì 7 maggio, un approfondimento di qualche minuto dedicato all'intelligenza artificiale, all'uso dell'intelligenza artificiale soprattutto nei preadolescenti e negli adolescenti. Quali sono i rischi, quali sono le opportunità? C'è un'educazione, un approccio all'intelligenza artificiale che sempre più diventa indispensabile nelle nostre vite quotidiane e come affrontare questo argomento proprio con i più giovani. Ne parliamo con lo psicologo del lavoro e docente dell'Università di Padova, Angelo Boccato, che saluto e ringrazio per la disponibilità. Grazie a voi, buongiorno a lei e ai telespettatori. Insomma, il tema è... sì, esatto, c'è una ricerca in merito proprio su quali possono essere i rischi e le conseguenze dell'utilizzo di questo strumento tra i più giovani. Assolutamente sì, il tema è sicuramente molto importante, ce ne stiamo occupando da diverso tempo, soprattutto sul tema fasi evolutive, quindi lei giustamente citava preadolescenza, adolescenza e l'AI. Noi ovviamente non possiamo dire che l'AI è e sarà transitoria, è e sarà assolutamente il futuro, però dobbiamo distinguere chi utilizza e come utilizzerà l'AI nelle diverse fasi. Se sei adulto hai già, come dire, un impianto di personalità ben sviluppato, se sei in fase evolutiva hai un impianto di personalità che appunto si sta sviluppando, tra l'altro per adolescenza, adolescenza in particolare. Bene, questo per dire che cosa? Questo per dire che l'AI sostituisce alcune dimensioni di personalità che poi nel mondo del lavoro vengono chiamate soft skill. Vi faccio alcuni esempi: la capacità di relazionarsi per chiedere delle informazioni ad altri, per esempio, quindi possiamo parlare di empatia, di ascolto attivo, la capacità di risolvere un problema, non trovo un'informazione, mi attivo per cercarla attraverso diversi canali, sia di persone sia anche di biblioteche, ricerche e quant'altro, capacità per esempio di analizzare in maniera critica, costruttiva, una valutazione di un documento scritto, oppure quella del non riuscire a trovare un documento o una fonte, un'informazione, e in qualche modo gestire la frustrazione attraverso poi quello che è il meccanismo della resilienza. Ecco, certo. Questi sono alcuni rischi che appunto, se l'AI lo fa al posto mio, io in realtà in fase evolutiva non li sviluppo. Chiedere sostanzialmente all'intelligenza artificiale di risolvere dei problemi anche banalmente quotidiani, mi viene in mente il fare la lavatrice per esempio, che magari un ragazzo o una ragazza si apprestano per la prima volta, è molto più semplice rispetto a chiedere a qualcuno che sa già farlo, chiedere banalmente, cercare le informazioni in internet, cercandole però in qualche modo, e quindi questo si ripercuote anche nella vita sociale del ragazzo o della ragazza che è nell'età proprio evolutiva in cui si consolida la sua capacità relazionale. Assolutamente sì, è proprio la fase più delicata, 10-20 anni, dove proprio l'impianto, la struttura viene in qualche modo, metaforicamente parlando, scolpita. Poi è chiaro che in età adulta in qualche modo si può potenziare il tutto, ma diventa sicuramente complesso. Questo per dire quindi che dire no all'AI, ma capire quali possono essere appunto i possibili rischi dell'AI, soprattutto nei giovanissimi. Quindi qui il tema è proprio quello legato al principio dell'educazione digitale. Certo, e poi c'è un coinvolgimento anche e un distaccamento forse emotivo, e quindi una diversa propensione all'empatia, è così? Sì, assolutamente sì. Allo sviluppo dell'empatia, ecco. Certo, assolutamente sì, ha usato il termine correttissimo, che è quello dello sviluppo e poi del potenziamento, e noi poi utilizziamo il termine palestra, quindi l'idea che i ragazzi sempre più, qui entriamo anche sul tema dei social network, si allenino. Pensi una frase del genere detta 10-20 anni fa, che effetto avrebbe potuto fare, ma si allenino a stare in relazione, si allenino a fare laboratori, attività di gruppo, ma capiscano la bellezza e l'importanza della relazione, perché poi quella, e qui lo dico da psicologo del lavoro, è e sarà fondamentale da un punto di vista professionale. Qui ovviamente gli stakeholder che entrano in gioco sono in primis la famiglia, ma ovviamente anche tutto quello che è il mondo degli educatori e della scuola. Senta, le faccio vedere, se è d'accordo, un servizio che hanno realizzato i nostri colleghi di Padova, perché la capogruppo di Forza Italia in Regione, Elisa Venturini, ha proposto una risoluzione indirizzata alla Giunta che di fatto sull'uso dei cellulari tra i ragazzi. Se ha piacere glielo faccio vedere e lo commentiamo insieme, visto che abbiamo affrontato e stiamo affrontando anche poi il tema dei social network.
In Francia lo smartphone è vietato a scuola fino ai 15 anni, in Finlandia si sta studiando un divieto di utilizzo in classe dal prossimo agosto, in Danimarca si sta lavorando a una legge in merito e il prossimo 12 maggio il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato la presentazione di una proposta all'Europa per vietare l'uso dei cellulari nelle scuole agli studenti di età inferiore ai 14 anni. Parte da una riflessione in corso a vari livelli e in più paesi la risoluzione che Elisa Venturini, capogruppo di Forza Italia, ha presentato a Palazzo Ferrofini al Consiglio regionale del Veneto. Noi riteniamo che sia fondamentale intervenire e lo vediamo dalla cronaca quando vediamo i ragazzi coinvolti sempre di più in episodi di violenza. In qualche maniera c'entrano anche gli smartphone, i social e l'uso che se ne fa. C'è un rischio comprovato che un uso non adeguato in termini di contenuti, in termini di tempo degli smartphone produce delle conseguenze negative sul comportamento dei ragazzi e studi clinici dimostrano che un uso non adeguato degli strumenti digitali produca delle conseguenze negative nello stato di salute dei ragazzi anche in termini di relazione. La collaborazione delle famiglie è indispensabile e non possono essere lasciate sole. Per questo serve costruire un'alleanza a partire dalle istituzioni e in questo il Veneto potrebbe fare da apripista. E in questo senso riteniamo fondamentale introdurre nelle scuole di ogni ordine e grado un piano di azione proprio sull'uso adeguato, su un uso equilibrato, controllato degli strumenti digitali, degli smartphone, dei social da parte dei ragazzi e riteniamo che una sensibilizzazione dell'opinione pubblica sia fondamentale per capire quelli che sono i rischi di una tecnologia usata in maniera non adeguata e poi anche una valorizzazione di quelli che sono i patti digitali educativi che vedono il coinvolgimento delle famiglie, delle scuole e delle associazioni. Ecco, Angelo, che cosa ne pensa rispetto a questa proposta, anche in merito a quello che ci dicevamo poco fa? La condivido in pieno perché prima si parlava di empatia, capire le emozioni, che cosa prova l'altro. Ora, vedere scene spesso di violenza molto velocemente ripetute nei social e i ragazzini che in qualche modo le osservano, le assorbono, fa sì che loro non riescano a sviluppare appunto questa capacità di mettersi nei panni di chi per esempio soffre e di vedere la cosa fino a se stessa magari legata a un like. Quindi assolutamente sì, educazione digitale anche per quello che riguarda gli smartphone, giusto per essere chiari, il tempo ideale per i ragazzi per utilizzarlo anche per cose, ci mancherebbe, soprattutto per cose utili e importanti, una ricerca, un'informazione, una lettura, un articolo e quant'altro, non dovrebbe superare un'ora, un'ora e mezza al giorno. Siamo nella media di 4-5 ore, è un tempo spalmato nelle 24 ore, è un tempo enorme, soprattutto è un tempo vuoto di relazioni e di sviluppo personale. E fanno anche un po', appunto, come diceva lei, da filtro tra quello che si vede che è reale di fatto nei video che vengono riportati, soprattutto di violenza. Stiamo testimoniando proprio in questi giorni dell'efferato omicidio che è stato commesso da due giovanissimi a Castelfranco pochi giorni fa e che proprio grazie a un video però si sta cercando di capire quali sono le responsabilità e anche la dinamica dei fatti. Sono sempre armi a doppio taglio, i telefoni e l'intelligenza artificiale. In questo caso, come diceva lei, c'è necessità di un'educazione e di un approccio che venga quasi dall'alto per insegnare ai ragazzi, ma anche a chi non è nato con il digitale, soprattutto con l'intelligenza artificiale, a un uso guidato e mirato di questo potentissimo strumento. Quali sono le chiavi per non incorrere in quei rischi che lei ci stava raccontando proprio poco fa? Le chiavi innanzitutto sono quelle di condividere con i ragazzi e con le ragazze quelli che possono essere appunto i rischi, ma soprattutto i dolori che si creano nei confronti dei loro compagni nell'istante in cui appunto ci possono essere situazioni, pensiamo anche al bullismo, al cyberbullismo, ma soprattutto questo deve partire, come accennavo prima, dalla famiglia e dalla scuola, dove proprio l'aspetto dell'educazione nell'utilizzo di questi strumenti deve essere la chiave di lettura. I ragazzi e le ragazze oggi in questa velocità, ipervelocità di informazioni, di messaggi, di video, eccetera, in realtà non riescono assolutamente a elaborare nulla di quello che vivono e quindi
nella relazione in presenza, fisica in presenza, spesso non sanno come comportarsi. Devono potenziare, se vogliamo un po', ritornare alla bellezza della relazione, al guardarsi negli occhi. E secondo lei il comparto educativo in questo momento storico è pronto e abbastanza formato per riuscire a intervenire in questo momento? Sono cambiamenti molto, molto veloci e spesso chi si è formato per educare deve stare velocemente al passo dei tempi che cambiano come in questo periodo, e quindi anche sviluppare esso stesso delle, come la chiamate, delle skills, delle capacità per intervenire con i ragazzi e educarli e accompagnarli in questo percorso. Guardi, io per lavoro giro scuole sia di primo grado che di secondo grado e parlo con insegnanti, educatori, eccetera. C'è un impegno, una volontà e un'esigenza da parte loro anche in termini di formazione, ma c'è un impegno nel riuscire a contrastare questi fenomeni e partendo proprio dal dialogare con i ragazzi. Più di qualche volta mi è capitato di vedere degli insegnanti che durante la ricreazione si incontrassero con dei gruppi di ragazzi per discutere, per dialogare rispetto a che cosa era successo, magari in un qualche evento non particolarmente bello. Però chiedono, e questo sì, chiedono formazione, perché questo ipervelocità che accennavo prima dei social, adesso anche prima si parlava dell'intelligenza artificiale, richiede che nuove competenze non solo digitali ma soprattutto psicosociali. Quindi questo è sicuramente un importante campanello d'allarme che le scuole, che gli insegnanti, che gli educatori chiedono. Un campanello d'allarme, ma di fatto quello dell'avvento dell'intelligenza artificiale non è di per sé un allarme, come ci diceva. No, non lo è assolutamente, fino a quando ovviamente il ragazzino o la ragazzina non lo utilizza per fare molto velocemente i compiti e in realtà poi non imparare. Dobbiamo insegnare ai ragazzi che cos'è, non è un nemico, non è la soluzione di tutto, è uno strumento che sempre più evolverà e che in maniera verticale poi entrerà nelle diverse professioni come già lo sta facendo. È uno strumento preziosissimo, dobbiamo sapere come utilizzarlo, però contemporaneamente, come dicevo prima, i ragazzi devono crescere con le esperienze anche di relazione, delle difficoltà, dell'impegno, di trovare una risoluzione a un problema. Le soft skill che dicevo prima, perché poi sono quelle, insisto, che il mondo del lavoro chiede. E secondo lei, giusto per tornare al servizio, alla proposta di Venturini di in qualche modo regolamentare l'utilizzo del telefono soprattutto nelle scuole, come stanno facendo in realtà già paesi del nord Europa, potrebbe andare nella direzione giusta anche per creare degli spazi distinti tra l'uso online e offline e la vita online e offline dei ragazzi? Guardi, assolutamente sì, sono tre i passaggi. Il primo di normare in quali ore si può utilizzare e non si può utilizzare. Il secondo passaggio è spiegare ai ragazzi il perché, lo capiscono, basta spiegarglielo, lo capiscono, il perché, quante ore e in quali ore, e il terzo è quando non c'è il device che cosa fare, come utilizzare quel tempo, perché spesso, ahimè, i ragazzi senza cellulare si fermano quasi bloccati, quasi se mancasse una sorta di benzina rispetto alla loro vita, il che non va assolutamente bene. Allora ringrazio Angelo Boccato, psicologo del lavoro e docente all'Università di Padova, per questo prezioso contributo, anche per fare un po' il punto su quello che è l'uso dell'intelligenza artificiale tra i giovani e quali sono le necessità per evitare che si corrano in rischi a livello sociale, educativo e anche ovviamente comportamentale ed emotivo. Grazie Angelo Boccato per essere stato in nostra compagnia. Noi continuiamo con le notizie, ancora qualche minuto prima della chiusura. Vorrei farvi vedere che cosa è stato presentato al Parco Albanese della Bissuola, un nuovo progetto della Biennale di Venezia, un laboratorio dedicato alla visione di filmati e contributi video della realtà virtuale e aumentata. Quindi continuiamo su questa scia della tecnologia e la digitalizzazione anche delle opere d'arte in questo caso, e saranno disponibili per la visione gratuita più di 52 opere in lingua originale, ma vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta. La Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia è stata tra i primi festival del mondo, ancora in tempi non sospetti, a proporre nell'isola del Lazzaretto Vecchio, dal 2017, tutta una sezione ufficiale della Kermesse dedicata a film della realtà virtuale. Ora si aggiunge un altro tassello al di fuori della mostra,
con l'indispensabile benedizione del direttore della Biennale Cinema Alberto Barbera, sbarca a Mestre nella biblioteca del Parco Albanese il Visuola Immersive Lab, un laboratorio che proporrà gratuitamente al pubblico la visione di oltre 52 opere virtuali. È qui che i giovani incontrano attraverso l'immersive, attraverso la tecnologia, attraverso la capacità di costruire un mondo dentro il mondo con il futuro, con la tecnologia, con l'immaginazione, con la fantasia, un laboratorio che sia ancora una volta bottega, nel senso rinascimentale, che faccia rinascere quindi una capacità di fare arte. Il laboratorio sarà aperto al pubblico dal martedì alla domenica tutti i pomeriggi dalle ore 15 alle 19. L'iniziativa vuole coinvolgere i giovani, in particolare la visione è consigliata ai ragazzi e ragazze a partire dai 13 anni, orgoglioso il sindaco. Pensate anche soltanto il lavoro educativo, vuoi raccontare una mela per far vedere i semi ai bambini, noi siamo abituati da sempre che tagli la mela e gli fai vedere i semi, no? Che poi... Qui non sarebbe necessario, cioè tu potresti utilizzare questo al suo pianeta, immaginate una mela, dentro ci sono i semi, addirittura puoi fare, davvero arrivi a un dettaglio di informazioni. Tutte le opere sono in lingua originale con sottotitoli in inglese. Lo spettatore potrà anche, volendo, interagire. Le durate dei filmati variano dai 7 ai 60 minuti. Noi saremo anche a disposizione di approfondire i contenuti, nel cercare di spiegare come vengono creati, nel cercare magari anche di connettere queste persone con la community internazionale, perché questa forma d'arte è una forma d'arte molto recente. Questo dunque da Venezia e ne parleremo nei telegiornali di questa sera. Oggi è il giorno dell'inizio del conclave, andiamo nei principali siti dei quotidiani nazionali, siamo sulla Repubblica che dedica ampio spazio proprio al tema. Si è conclusa da poco la messa pro eligendo, il cardinale Re ha auspicato un Papa che risvegli le coscienze, il favorito lo ricordiamo il vicentino Parolin, e manca dunque poco proprio al conclave e alla extra omnes, uscite tutte, insomma alla chiusura dei cardinali nella Cappella Sistina per decidere chi sarà il Papa. Questa sera intorno alle 19 è prevista la prima fumata, vedremo se sarà nera o bianca. Ricordo invece l'appuntamento di Antenna 3 in questi giorni per l'adunata nazionale di Biella, una festa che vi trasmetteremo in diretta come sempre partendo da venerdì, il primo giorno della festa, e sabato invece si entra nel vivo con i collegamenti dei nostri inviati per tutti gli eventi della giornata, e a partire dalle 21 la prima serata proprio dedicata agli alpini. Domenica invece la sfilata in diretta a partire dalle 7:30 del mattino per tutto il giorno, dallo sfilamento fino al passaggio della stecca. Siamo arrivati al termine di questa prima edizione, 13:30, grazie per essere stati in nostra compagnia. Subito dopo la sigla, il meteo e poi l'approfondimento con il dottore Cagnin. Grazie per essere stati in nostra compagnia a tutti, l'augurio di una buona giornata, arrivederci.